Eccoci con Antonio Tarlà, presidente del Portogruaro Calcio. Ci troviamo in via Luisa, campo comunque oltre che del calcio femminile ma anche di allenamento per la prima squadra. Andando appunto sulla prima squadra, ci vuol dire un po' quali sono le novità e soprattutto cosa inciderà il Mestre che giocherà al Mecchia, se questo comporterà qualche disguido o qualche handicap, magari ci vuol tranquillizzare anche in questo senso. Ma Gianfranco, io ti dico principalmente che il presidente del Mestre l'ho presentato io in comune perché aveva questa richiesta di venire a giocare in un campo che era omologato, quindi c'è stato il contatto immediato e dopo il comune ha cercato di dare una mano perché sennò non poteva iscriversi nella Serie C. Noi la collaborazione col Mestre è ottima. Nella convenzione c'è il fatto che giocheremo in alternanza, cioè giocherà il Mestre e poi giocheremo noi. Alcune partite magari sono in concomitanza o le anticipiamo noi o le sposteranno loro, ma sicuramente giocheremo tutte le partite al Mecchia, quindi questa è una cosa importante. Per quanto riguarda il femminile invece lì bisogna fare incastrare un po', è un po' più difficile, però per quanto riguarda la prima squadra maschile giocherà al Mecchia. Sì, giusto per stare sempre sul tema, inizia domenica la Coppa, noi l'anticipiamo giusto perché il Mestre gioca poi certo, la prima in casa. E poi voglio dire anche, devo ringraziare anche il fatto che l'amministrazione comunale abbia dato la possibilità al Mestre di giocare, quindi, perché poteva non iscriversi più nella Lega Pro, quindi a quel punto lì è stato un bene, ecco, sia per noi che per loro. E allora, chiuso il capitolo Mecchia che sarà disponibile al 100% per i nostri colori, andiamo un po' sull'organico, perché insomma c'è stata qualche partenza, qualche arrivo, il mister confermato, però abbiamo un nuovo direttore sportivo, che è anche questo una vecchia conoscenza. Ci vuole illustrare un po', fare una piccola panoramica? Voglio ringraziare il vecchio direttore sportivo che era Roberto Gabrielli, che ha fatto 3 anni, 4 anni molto importanti a Portogruaro, ha fatto crescere sia la prima squadra sia il settore giovanile, quindi lo voglio ringraziare per questo. Per quanto riguarda Rizzetto è una vecchia conoscenza, è anche stato un giocatore del Portogruaro Calcio, quindi Giorgio Rizzetto. Giorgio Rizzetto, sì, certo. E lui sta continuando e credo che quest'anno abbia fatto bene, ecco, la squadra, quindi ci sono state delle partenze e che ringrazio anche i giocatori che sono andati via, però ci sono stati dei nuovi arrivi che secondo me hanno creato più mentalità. Sì, lei ha già avuto modo di vedere, io no, un po' di allenamenti, 2 amichevoli che ci sono state. L'impressione così a pelle, ce la vuol dire, c'è già un po' di amalgama o c'è ancora da lavorare e sabato con la Salute che è una squadra tosta che punta battaglia, sì. Per vincere, insomma ci sarà da soffrire già da sabato. Beh, io sono contento che giochiamo subito con la Salute perché è una squadra che è battagliera, quindi vediamo subito le qualità in campo. Per quanto riguarda l'amalgama, l'anno scorso c'era questo parlare del presidente che andava via e abbiamo fatto un discorso insieme ai ragazzi, i ragazzi mi hanno chiesto di rimanere, però io ho chiesto la stessa cosa a loro, non volevo ricominciare di nuovo a fare una squadra, quindi 13 elementi sono stati confermati, quindi abbiamo solo messo le persone che ci servivano nei posti giusti, questo è molto importante, quindi il gruppo c'è. È molto importante. E avete già, per chi vuole o volesse andare a vedere la rosa, avete già pubblicata nel sito o è in fase di composizione? C'è tutta quanta, siamo in 22 considerando anche 4 juniores, in più c'è ancora una persona che dovremo chiudere il cerchio, è una seconda punta per diciamo dare una mano d'aiuto a Mazzarella oppure se Mazzarella non dovesse fare tutte le 30 partite. Ecco, quindi. Allora, visto che parlava di chiudere il cerchio, per chiudere invece questa intervista, io ho letto insomma
un po' qualche articolo di stampa dove mi sembra di aver capito che si punta quantomeno, se non al secondo posto, ai playoff. Cioè, quello sì, sicuramente dobbiamo, è difficile riconfermare, è molto difficile riconfermare, però noi vorremmo riconfermare, cioè arrivare tra i primi 5. Vincere il campionato è una cosa, cioè ci devono essere tanti fattori. Ecco. Sì, allora io in conclusione, per mettere la ciliegina sulla torta come auspicio, ricordiamo che il Portogruaro nello scudetto ha scritto 1919 come anno di fondazione, perciò siamo vicinissimi. Certo, il mio obiettivo, io voglio portare la squadra in eccellenza per i 100 anni, questo è, e farò di tutto per questo, però dopo è il campo a decidere. Quindi però ci proviamo. Ci proviamo, sì, sì, sempre meglio. Se hai visto l'andamento del Portogruaro è sempre stato meglio. Bene, allora in bocca al lupo a lei Presidente e a tutta la squadra. Volevo anche parlare del settore giovanile che sì, è importantissimo, sì. Adesso l'abbiamo rinnovato completamente, abbiamo 2 responsabili, per la fascia bassa abbiamo Tonino Lancilotti, per la fascia alta abbiamo Erbetti. E quest'anno facciamo la juniores regionale, quindi abbiamo anche dei valori in più, cioè abbiamo dei giocatori della juniores che possono integrarsi nella prima squadra. È difficile fare un settore giovanile, io da non conoscitore del calcio mi avevano detto tutti per fare un buon settore giovanile ci volevano 4-5 anni e difatti noi siamo al 5° anno e adesso stiamo Permane comunque la rete. Rimane sempre la rete col San Nicolò, rimane anche con il Sumaga che abbiamo un buonissimo rapporto, speriamo di allargarla anche ad altre società. Stiamo facendo, ecco, quello che ti voglio dire, stiamo facendo un rapporto di collaborazione anche col Fossalta di Portogruaro. Con il nuovo presidente che è Paolo Maccor. Sì, del Fossalta, noi a Fossalta abbiamo un'emittente televisiva che era qua presente anche oggi, Media 24. Non c'è, qualcuno ha chiesto ma perché non mandate in onda la partita in diretta? C'è questa possibilità di streaming? Stiamo parlando con la televisione per vedere, adesso stiamo parlando per un programma televisivo, di farlo il lunedì. E qui c'è questa idea di farla lunedì, poi registrarla chiaramente, poi andrà in onda, non so, mercoledì e giovedì, e questo è una cosa bella. E poi mettere le varie, attività sportive della nostra zona, non solo il calcio, non solo il calcio. Beh, abbiamo fatto un bel excursus, abbiamo detto un po' di cose, invitiamo tutti sabato al Mechia alle 15:30 per il derby con la Salute. Venite a vedere come sarà questa partita e com'è questo nuovo Portogruaro. Bene, grazie Presidente. Grazie.